Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, ben ritrovati. La multinazionale degli elettrodomestici Electrolux e i sindacati hanno finalmente trovato accordo per la riorganizzazione del lavoro e per il miglioramento della produttività del sito di Susegana. Un accordo considerato indispensabile per sbloccare un pacchetto di investimenti per 110 milioni di euro da oggi sino al 2026. L'intesa prevede un ritmo di produzione di 108 frigoriferi l'ora contro i 94 attuali e di 120 che invece Electrolux aveva inizialmente posto come obiettivo ai sindacati. Tutti i dettagli di questo accordo, che possiamo definire storico e peraltro molto sudato, nel nostro articolo dedicato di approfondimento su notizieplus.it. Potete ovviamente leggerlo cliccando sul link in descrizione della news. Un appuntamento con la contemporaneità della commedia dell'arte, da uno con il Teatro Civile alla Loggia dei Cavalieri, una mostra di Outsider Art a Santa Caterina, un premio a chi migliora il mondo con una follia, un incontro al Museo Bailo per celebrare l'anniversario di un'audace impresa dei trevigiani ed uno a Palazzo Giacometti per indagare la visionarietà alla base di un successo imprenditoriale. Queste in sintesi le cosiddette lezioni di follia che il Festival Robe d'Amati proporrà nei più significativi luoghi della città di Treviso da dopodomani 8 giugno sino al 25 di questo mese per quella che è la 7ª edizione della rassegna culturale sui temi della salute mentale, ideata dalla cooperativa sociale Solco e coorganizzata con il comune. Tutti diciamo, i dettagli e le dichiarazioni dalla presentazione di oggi e anche il calendario completo di tutti gli appuntamenti nei nostri 2 articoli dedicati a questo importante evento su Notizia Plus. E andiamo alla sanità. Dopo Victoria, altri 8 dispositivi in dotazione normalmente ai corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie sono da oggi operativi nell'ambito delle strutture US2. Specificamente vengono messi a disposizione 4 nuovi manichini interattivi e 4 nuovi simulatori per le pediatrie di Treviso e Oderzo che serviranno a migliorare i percorsi di formazione dello stesso personale sanitario e dunque, in ultima analisi, la qualità dell'assistenza e della sicurezza delle cure. Anche qui, manco a dirlo, il nostro articolo di approfondimento su Notizia Plus. E chiudiamo con la politica. Nella sede di Palazzo Chigi, il ministro per le politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al centro dell'incontro diversi temi con l'intento di arrivare in tempi brevi alla stesura di un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la nostra Regione per l'attuazione di un piano di sviluppo territoriale, articolo dedicato ovviamente su Notizia Plus. E con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. Vi ricordo come sempre che potete ricevere gratuitamente ogni giorno nel vostro smartphone tutti i nostri articoli di approfondimento, le nostre interviste esclusive, i nostri notiziari, i nostri molti speciali a tema o semplicemente i contenuti che decidete voi mediante la app TG Plus.